Avrebbero le ore contate i tre baby vandali che sabato notte hanno incendiato queste due auto con la Mercedes andata completamente distrutta e ridotta nella parte anteriore quasi in cenere. Prima il boato, poi le fiamme altissime, lo shock e la paura nel cuore della notte a Martellago. Mi hanno svegliato alle 2 dicendomi che una macchina ha preso fuoco e che dei ragazzi stavano scappando. Quindi da là si è iniziato tutti quanti le chiamate ai carabinieri e chi di dovere. A fuoco anche la Madonnina accanto al municipio. Oggi siamo tornati subito operativi e come vedete la Madonnina è stata ripristinata alla sua bellezza, perché un atto come quello che è successo l'altra notte non deve più succedere e Martellago non ci sta e dice di no. I tre teppisti avrebbero voluto dare fuoco ad un terzo sito, questo negozio, ora con le saracinesche abbassate, sulla cui fioriera esterna è stata trovata una delle bottiglie incendiarie improvvisate e costituite da una bottiglia di vetro dotata di un tappo stoppino infiammabile e creato con i volantini dell'agenzia immobiliare che si trova dall'altra parte della strada. Poco lontano da qui una terza auto è sfuggita al raid incendiario dalle ragioni ignote e sembra ancora senza un perché, con scene da guerriglia urbana. Il primo cittadino si rivolge direttamente ai teppisti. Vi conviene confessare, dice. Di autodenunciarsi, almeno avere il coraggio di autodenunciarsi, come hanno avuto il coraggio di dar fuoco a una macchina anche di farlo. Non è successo, io so che le indagini stanno andando molto veloci avanti e presumo che a breve verranno anche presi. Saccarola ha già presentato denuncia. E ripeto, con l'indagine in corso e con l'aiuto dei cittadini sono sicuro che questi ragazzi verranno presi il prima possibile e avranno la loro pena.